Il problema dell'attualità e dell'attuazione dello Statuto, io credo che sia un problema oggi estremamente attuale. Non c'è dubbio che lo Statuto della Regione è anche un esempio di un certo costituzionalismo pluralistico che si è sperimentato nel nostro paese in maniera estremamente positiva. Però accanto a questo, come abbiamo sentito, non ha prodotto degli effetti così importanti come ci si aspettava. Perché lo Statuto e più in generale un ordinamento giuridico è uno strumento che così come nasce si usura e poi muore, cioè nel senso che il nostro Statuto presenta una ormai vetustà che su molte questioni ha bisogno o avrebbe bisogno di essere modificata. Questo non significa che tutto ciò che viene lo Statuto deve essere cambiato, significa però che noi dobbiamo avere la capacità di una modifica statutaria che sappia rivitalizzare l'autonomia e sappia rivitalizzare l'autonomia proprio nella direzione nella quale è stata invece mortificata in tutti questi anni e soprattutto, cioè sotto il profilo relazionale, cioè a dire l'autonomia non deve essere qualcosa che ci separa dal resto del paese, dall'Italia. L'autonomia deve essere qualcosa, è uno strumento che ci deve collegare meglio con l'Italia e con l'Europa e con il resto dell'Europa. Allora questo che cosa significa? Questo significa per esempio che in uno statuto come il nostro andrebbero introdotti tutta una serie di istituti di collaborazione, di cooperazione fra la Regione e lo Stato italiano, la Regione e le altre regioni, la Regione e le altre regioni dell'Unione Europea, cioè a dire una serie di strumenti che garantiscano i collegamenti fra le varie istituzioni. Io credo che questo implichi una revisione dello Statuto. In effetti una decina di anni fa si tentò di riformare in maniera diciamo completa lo Statuto della Regione per disegnare un nuovo sistema. Purtroppo però, come sempre succede appunto in una regione che non è collegata con lo Stato, il disegno di legge della Regione Siciliana fu presentato al Senato della Repubblica, che lo deve approvare perché lo approva il nostro Statuto il Parlamento in quanto è una legge costituzionale. Fu presentato al Senato della Repubblica quasi alla vigilia dello scioglimento, perché la legislatura era finita. E quindi da questo punto di vista è decaduto e da allora non si hanno più notizie di una vera intenzione di riformare lo Statuto. Ecco, la modifica invece è assolutamente
necessaria oggi, perché bisogna pensare a una cosa, che vi sono alcune regioni a statuto ordinario che hanno modificato i loro statuti, e sono nate nel 1970, hanno modificato i loro statuti per ben 4 volte. Noi non abbiamo mai modificato il nostro statuto, tranne alcune modifiche imposte a livello nazionale. Questo tipo di riforme oggi non sono più, secondo me, procrastinabili. Sarebbe un obiettivo buono e giusto, viene da dire, quello insomma, di porlo all'ordine del giorno, al primo punto di un ideale ordine del giorno di cose da fare per poter riscattare, fare riscattare e fare rinascere questa nostra bella Sicilia.